Il suo esposto scatenò il putiferio sulla pista ciclabile di Viale Vittorio Veneto, con la raffica di multe poi annullate dal comune ed infine la decisione di Casugana di consentire l'uso della pista ciclabile in un solo senso di marcia ed autorizzare sui passeggi la circolazione promiscua di pedoni e ciclisti nel senso opposto. Ebbene, il colonnello Cosimo Masi non ci sta e torna all'attacco. Venerdì incontrerà il sindaco Manildo per ribadire la sua richiesta. Chiedo che i percorsi pedonali, cosiddetti passeggi, rimangano a disposizione dei soli pedoni. Secondo Masi, se la pista ciclabile, scomoda eredità della prima giunta Gentilini, non è a norma, deve essere chiusa ed i ciclisti devono prendere percorsi alternativi ai passeggi. Il codice della strada prevede che se non ci sono va in mezzo alla strada, o comunque ci sono percorsi alternativi appena a fianco e per quasi tutto il percorso del cicli pedonali esistenti.